Rieccoci in diretta, riprendiamo allora la lunga diretta che anche oggi vi racconta con Antenna 3 il Veneto in ginocchio, il Veneto devastato nella sua parte più fragile spesso, la montagna devastata che vi stiamo raccontando da questo pomeriggio, perché se è vero che nelle parti del Veneto dove appunto abbiamo raccontato nei giorni scorsi il rischio esondazione del Piave, il Bacchiglione, l'allarme è rientrato, anche se lascia strascichi importanti, e lì vedremo sul fronte dei danni pesanti per chi ha avuto le case e le aziende, soprattutto le case con l'acqua all'interno, c'è un'emergenza che è in atto e che continua e continuerà anche nei prossimi giorni, che è quello della montagna. Allora, subito vi facciamo rivedere, lo stiamo facendo vedere da oggi pomeriggio, è importante che ve lo fissiate bene in mente, ve lo segnate, il conto corrente aperto dalla Regione del Veneto, il Veneto in ginocchio, il conto corrente intestato Regione del Veneto, con l'IBAN che vedete in sovraimpressione, causale Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018, resterà poi sempre in sovraimpressione, ma questo, ecco, continuate a guardarlo perché questo è il primo canale per una raccolta importante di fondi per le popolazioni colpite. Come sappiamo si è fatto portavoce il Presidente Zaia anche della richiesta di attivare un SMS solidale, si attende l'ufficialità per l'ok per l'SMS solidale, ma questo è intanto il primo canale per poter dare subito una mano al Veneto in ginocchio. Allora subito dovremo avere in collegamento, torniamo in collegamento con la nostra Tiziana Bolognani, che vedo con il sindaco Luca De Carlo, perché nonché onorevole, perché c'è questa riunione in atto, la riunione dei sindaci del Cadore. Allora Tiziana, a te subito la linea. Sì, grazie Nicola. Siamo nella sede della comunità montana Santo Stefano di Cadore, si è riunito il COM e con esso tutti i sindaci del centro Cadore e del Comelico. A presiederlo è il funzionario Fabio Ierman dei Vigili del Fuoco, assieme a due rappresentanti della Protezione Civile Nazionale. Ci sono tutti i sindaci e noi abbiamo sentito Luca De Carlo, che è il sindaco di Calalzo di Cadore, ma che è anche parlamentare di Fratelli d'Italia. La chiamo sindaco perché in questo momento è più importante chiamarla sindaco al di là dei ruoli. De Carlo, di che cosa state parlando? Quali sono le priorità che stanno emergendo? Beh, intanto stiamo per la prima volta tutti insieme cercare di capire e anche far capire poi a chi coordina i soccorsi, in questo caso il COM, che c'è un'emergenza e che c'è stata un'emergenza e che soprattutto abbiamo delle priorità oggi sul territorio. Penso ad esempio a qualche comune che non ha ancora l'energia elettrica, so che sono 12.000 le utenze in tutta la provincia ad oggi, a questa mattina, che non avevano ancora la corrente elettrica. È chiaro che la maggior parte di esse sono nel Lagordino, a cui va la mia piena e massima solidarietà. Quelli sono fratelli bellunesi che soffrono molto di più di quello che stiamo soffrendo noi, che abbiamo avuto danni ingenti a cose, ma sicuramente molto minori di quello che hanno avuto loro. Noi con moltissimo senso di responsabilità stiamo definendo quelle che sono le nostre priorità, partendo da acquedotti e luce, ben sapendo che poi nella conta totale dei danni dovremo essere altrettanto bravi a definire priorità anche lì, perché sappiamo che c'è gente che soffre molto di più di noi adesso. Ecco, uno dei consigli che viene dato in questo momento alla popolazione è quello di fotografare e di rendicontare immediatamente i danni che ha avuto a casa, è così? Sì, dobbiamo farlo tutti, anche come amministrazioni pubbliche, infatti questa riunione è importante per quello. Qui ci sono i tecnici della Protezione Civile Nazionale, perché è istituito un fondo nazionale per le emergenze, però ha dei criteri ovviamente e dei metodi di rendicontazione che vanno seguiti, e quindi i comuni devono essere formati. Addirittura la Regione ha messo a disposizione, ha chiesto ai sindaci quali sono, se hanno delle lacune all'interno dell'organico per fare ciò, e quindi tutti abbiamo chiesto un tecnico amministrativo in più, perché bisogna rendicontare bene, e anche i privati lo devono fare. Faccio appello a tutti i privati perché facciano le foto dei danni che hanno avuto, dopo a tempo debito verranno distribuiti o fatti vedere dove sono i moduli per scaricarli e per poi chiedere la richiesta di rimborso. Ecco, nel suo comune quali sono i danni maggiori? Lei parlava dell'acquedotto. Sì, noi abbiamo un acquedotto che praticamente ha 200 metri
è distrutto per 200 metri, riusciamo a dare acqua alle case solamente perché abbiamo bypassato dall'acquedotto nuovo all'acquedotto vecchio, quindi l'acquedotto vecchio fa buon brodo in questo caso e ci è servito parecchio. Chiaro che però la pressione non è la stessa, poi avevamo un guasto su una parte di acquedotto, io ringrazio i tecnici GSP che sono sempre fantastici, quindi ci hanno messo nelle condizioni di poterlo fare. Io ho incaricato immediatamente una ditta per fare l'argine del nostro torrente che è esondato, ho avuto dei problemi all'inizio per i quali abbiamo dovuto evacuare una ventina di persone, oggi sono rientrate nelle loro abitazioni, però non ho più una strada silvopastorale. Insomma, oggi che si discute se sulle strade silvopastorali debbano passare i cacciatori o meno, io ricordo a tutti che non occorre questa legge perché tanto comunque non ci passerà più nessuno, non esiste più una strada silvopastorale a Calalzo e credo che ne esistano poche in tutta la provincia di Belluno. Per non dire nessuna, perché abbiamo visto un territorio, sindaco, veramente flagellato, devastato nella quasi totalità, a partire dalle case, per finire al bosco. Il 40% del bosco della provincia di Belluno, degli alberi della provincia di Belluno sono andati distrutti. Ma sono caduti come degli stuzzicadenti. Qui siamo a Santo Stefano, vicinissimi alla Val Visdende, che è un posto meraviglioso, visitato anche dal Papa. Oggi lì gli ettari distrutti del bosco sono tantissimi, si parla di 80.000 cubi che rappresentano uno schiaffo grandissimo a questo territorio che fa delle bellezze paesaggistiche, probabilmente la sua forza è dal fatto che siano vergini. Oggi siamo in forte difficoltà, è chiaro che non oso neanche pensare cosa sarà la stagione invernale, cioè, se noi dovessimo avere questi problemi, pensate solo con l'acquedotto a vista senza riuscire a interrarlo, quanto questo acquedotto possa portare con le gelate che vengono. Io sono sinceramente preoccupato per questi servizi essenziali. Poi le strade silvopastorali, viva Dio, le metteremo a posto nelle modalità che avremo a disposizione. Credo che comunque i servizi che deve erogare in comune siano quelli essenziali. Quella della strada silvopastorale non lo è, anche se in chiave turistica è importante perché collega per esempio e consente di arrivare a dei rifugi. Oggi sarebbe impossibile arrivare in qualsiasi rifugio da Calalzo, e questo è un dramma per chi vive di turismo. Senta De Carlo, se dallo studio centrale me ne danno ancora la possibilità, terrei ancora per un minutino una flash di sintesi, di chiusura di questo collegamento, per chiederle, a questo punto però glielo chiederei nella sua veste di parlamentare, anche per il ruolo importante che voi dovrete poi svolgere a Roma per fare in modo che insomma, vengano convogliati aiuti, risorse, sgravi e quant'altro alla provincia di Belluno e al Veneto che ha avuto dei danni. L'anno scorso la provincia di Belluno è stata chiamata a votare un referendum sull'autonomia ed è stato un risultato plebiscitario. Assieme all'autonomia del Veneto si è votata l'autonomia della provincia di Belluno con tutte le sue specificità. Nel caso in cui questo fosse già operativo, il referendum della provincia di Belluno, se ci fosse già un'autonomia, una specificità riconosciuta e garantita, questa emergenza come sarebbe stata affrontata? Sarebbe stata affrontata decisamente con maggiori risorse, anche se la provincia ne ha messe comunque, anche se ha dei vincoli di bilancio fortissimi. Io approfitto per ringraziare Massimo Bortoluzzi, che è il delegato, che è stato anche lui bravissimo in questa, si è speso veramente come nessuno. Credo però che i veneti abbiano chiesto un referendum e voluto l'autonomia e che contemporaneamente il 22 ottobre i bellunesi abbiano chiesto maggiore specificità. Credo che questo sia il volere del popolo e noi bellunesi, tra l'altro tutti i deputati, oggi ci siamo riuniti con il prefetto per fare squadra rispetto a questo tema e credo che sia un esempio da dare anche agli altri. Siamo pochi, a Roma siamo 6 su 1000 quasi, però abbiamo una compattezza che ci consente oggi di affrontare anche questo problema con diciamo così, un po' più di serenità, la stessa serenità che volevamo trasmettere a tutti i nostri cittadini per far capire che noi ci siamo e stiamo lavorando tutti assieme al di là dei colori politici, e questa è la cosa più bella di questa emergenza. Ecco, credo che con questo messaggio di ottimismo e positivo io posso restituirti la linea. Perfetto, grazie Tiziana, ci ricolleghiamo con te più tardi, grazie e in bocca al lupo anche al sindaco di Calalzo. Vedremo qual è allora poi il risultato del vertice dei sindaci del Cadore del Comerico. Quello che vedete in sovraimpressione è sempre Libani, il conto corrente per il Veneto in ginocchio. Dunque una montagna devastata, oggi un altro vertice a Marghera, sede della Protezione Civile regionale, in attesa di quello che sarà il nuovo sopralluogo di domani del governatore Zaia, dell'assessore regionale Bottaccini e del capo della Protezione Civile nazionale Borrelli. Vediamo allora il servizio.
Ancora una volta ci pensano i numeri a fotografare la potenza dell'ondata di maltempo che ha investito il Veneto, a rimanere ferita gravemente la montagna bellunese. In queste ore c'è chi ha parlato di un paesaggio spettrale, chi di uno scenario simile ad un post-bombardamento. E basterebbero le immagini a descrivere più delle parole come l'ondata di maltempo di lunedì e martedì abbia travolto i comuni montani dall'Alpago al Cadore. E l'allerta rimane, la pioggia è tornata a scendere, come se non bastasse è comparsa anche la neve. Stamane una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe ad Agordo. Nessun comune o frazione della montagna bellunese è stata risparmiata dalla furia degli eventi. Case e capannoni scoperchiati o allagati, centinaia di alberi battuti dal vento, strade interrotte o non percorribili, interi paesi come Rocca Pietole devastati tra licci divelti. 96.000 utenze scollegate nella sola provincia bellunese, 133.000 in Veneto lunedì sera, oggi numero sceso a 13.000. Queste 13.000 sono nei piccoli paesini di montagna. Quando manca l'energia elettrica l'impianto di riscaldamento non funziona e stiamo parlando dei paesi di montagna dove nevica, sta già nevicando e dove ci sono molte persone anziane che abitano da sole. Ma, spiega l'assessore Bottaccin, ora c'è un problema serio da affrontare. Il problema è proprio nel metterli in essere, perché la viabilità, se hai il gruppo elettrogeno ma la strada non c'è e l'elicottero non vola, non riesci a portarlo nel sito. Queste sono le problematiche che stiamo affrontando. Domani in questi territori torneranno in sopralluogo l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccini, il capo della protezione civile Borrelli e il governatore del Veneto Zaia, che in un'intervista radiofonica ha detto: siamo in ginocchio, abbiamo già previsto la chiusura di tutte le scuole, ho chiesto già domenica scorsa l'intervento della protezione civile nazionale, ho chiesto agli istituti di credito dei finanziamenti speciali e di sospendere le rate dei mutui, ho chiesto al governo di procrastinare tutto il procrastinabile. Già ieri il Presidente del Veneto aveva inviato al Premier Giuseppe Conte un'informativa nella quale chiedeva un provvedimento ad hoc per agevolare cittadini, aziende ed enti, come la sospensione delle rate dei mutui in essere, di tributi, tasse, imposte e adempimenti fiscali, dei termini di pagamento per le forniture di energia elettrica e gas e di quelli per i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché la possibilità di derogare all'obbligo di pagamento dell'ecotassa sui rifiuti. E come sappiamo una prima risposta c'è stata. Oggi Di Maio ha detto: daremo lo stato di emergenza a tutte le regioni che colpite, ovviamente non fare solo riferimento al Veneto ma anche ad altre regioni colpite dal maltempo, stato di emergenza, e ha anche annunciato che sarà nel bellunese nei prossimi giorni. Intanto Banca Intesa ad esempio ha deciso di sospendere le rate per 12 mesi degli investimenti per le aziende e per le famiglie in difficoltà, e c'è un progetto appunto della sospensione delle bollette da parte di Enel sempre per le aziende colpite. Dicevamo, abbiamo raccolto questa intervista stamattina con l'assessore regionale Bottaccin nel nuovo vertice della protezione civile regionale, alla quale era presente anche il direttore operativo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Sentiamo cosa ha detto. A seguito della richiesta del governatore di stato di mobilitazione nazionale, che è stato appunto concesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, adesso si va avanti anche per quelle che sono le istruttorie per la dichiarazione dello stato di emergenza, ma nel frattempo anche il Sistema Nazionale di Protezione Civile si è mobilitato sin da subito, sta operando nella provincia di Belluno fianco a fianco con gli uomini e le donne della Protezione Civile della Regione e gli altri operatori del sistema di Protezione Civile, quindi continueremo a collaborare per far fronte a questo tipo di criticità. Il sistema Veneto sicuramente ha dato prova di risposta efficiente, un'organizzazione che coinvolge le diverse anime della regione e i diversi soggetti che a livello regionale operano. Questo è fondamentale per una risposta immediata in queste situazioni. C'è un territorio ampio come la provincia di Belluno che ha subito notevoli criticità, e quindi è importante dare una risposta di questo genere. Ma come sappiamo non c'è solo il bellunese in ginocchio, il bellunese devastato, un'ampia fetta della nostra regione in gravi difficoltà, tra queste anche l'altopiano di Asiago, irriconoscibile con i boschi di Mario Rigoni Stern rasi al suolo. Asiago e altopiano tutto in ginocchio in questi giorni di maltempo che ha sconvolto il territorio. I boschi di Mario Rigoni Stern non ci sono più, 300.000 alberi abbattuti dalla furia del vento in pochissime ore. Resta il dramma delle distese d'alberi rasi al suolo, un patrimonio inestimabile perso, tanto che è in programma un'importante riunione per parlare della gravissima situazione boschiva sull'altopiano dei 7 comuni.
ci troveremo martedì mattina alle ore 9 in Unione Montana, insieme con l'assessore regionale, insieme con i servizi forestali regionali, e da lì partiremo con il piano di emergenza e su come applicare e mettere in atto una strategia che possa provare a risolvere quanto prima questa problematica. Sappiamo che sarà un po' lunga, parliamo anche di qualche anno, ma vorremmo fin da subito capire, stabilire le regole del gioco, la strategia che possa arrivare a risolvere e salvare il salvabile entro almeno un anno o due. Dato positivo, prosegue Munari, è quello legato al ripristino quasi totale delle linee elettriche che avevano gettato Asiago Company nel buio più completo per giorni, con conseguenze ben immaginabili a cominciare dalle attività economiche. Ad oggi possiamo dire che il futuro è positivo, siamo oltre l'85% di copertura totale dell'energia elettrica e quindi delle relative utenze allacciate, e quindi guardiamo avanti con positività. Fra oggi e domani spero e penso che tutto si possa chiudere a quasi al 100%. E poi c'è il Grappa e anche qui c'è una pesante conta di danni che è appena iniziata. Piante secolari sradicate, pali della luce divelti, fili della corrente penzolanti. Questa è la scena che appare oggi a chi, percorrendo la Cadorna, si avventura verso Cima Grappa. Gli alberi e i rami che da lunedì sera ostruivano il passaggio ai mezzi di soccorso sono già stati tagliati e messi da parte, e ad uno sguardo poco attento la montagna sacra alla patria oggi potrebbe sembrare non aver subito danni così ingenti, fino a quando invece non si sceglie di addentrarsi nelle zone un po' meno battute o non si incontra chi, come Giovanni Battilana, titolare di Malgapat, lo scorso lunedì si è trovato nel mezzo della bufera. Di sera è stata una catastrofe del vento, il macello, ho avuto paura anche mio un po', mi sono trovato che travolto dai pini. Fortunatamente i danni in Malgapat sono stati limitati, nessun problema alle strutture nemmeno al bestiame, ma la paura è stata tanta. E faceva paura veramente. Mi ricordo che ero Boccetta dal 66, che è stato un tornado che ha rabaltato tutti i pini nel bosco che ho qua vicino alla zona del Fontanel, Campocroce, ma dopo non ho mai visto in 40 anni una roba del genere. Sul Grappa le zone più colpite sono quelle di Val de Agiara, Val dei Foglie, San Giovanni, soprattutto l'area tra Ponte San Lorenzo e Lepre. Qui incontriamo Silvia Todesco, titolare dell'omonima trattoria, che nella serata di lunedì si è trovata ad affrontare la bufera sola con la figlia e che ancora oggi fatica a raccontare quei momenti. Lunedì io ho temuto per la mia vita, ad essere sincera, e anche per quella di mia figlia. Eravamo qua e nel giro di un quarto d'ora è scoppiato l'inferno. Tavoli che volavano, poltroncine ad altezza uomo che mi passavano davanti alle finestre e io non sapevo cosa fare, ero impotente. Oggi l'area della trattoria è completamente sistemata, ma nelle foto scattate da Silvia martedì mattina c'è il racconto di cosa ha lasciato quello che lei ha definito un vero e proprio uragano. Martedì mattina, quando siamo usciti, ci siamo messi a piangere, c'era la distruzione. Passata la paura, i problemi però restano, in quella zona manca ancora la corrente. L'Enel ha messo sotto gruppi elettrogeni anche le cabine, però un'ora fa qualcuno si è dimenticato di fare gasolio, carburante ai generatori, quindi è saltato tutto di nuovo e adesso siamo in difficoltà veramente grossa. State pensando addirittura di chiudere? A questo punto noi abbiamo cercato di tenere aperto per dare un servizio alla gente che sta venendo a vedere i danni sulle proprie case, a dar da mangiare agli operai che stanno lavorando, però in una situazione così si fa molta fatica. Ci sono altre voci rotte dalle emozioni e gli sguardi con gli occhi lucidi del pianto, sono quelle di chi abita nelle zone vicine al Piave, tra il Veneziano e il Trevigiano, dove i danni che ha lasciato appunto il Piave in questi giorni sono evidenti. Li vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta, continua la nostra diretta, rifacciamo vedere il conto corrente aperto dalla Regione del Veneto per il Veneto in ginocchio. Queste sono tutte le indicazioni per poter dare un primo contributo alle popolazioni colpite in modo molto grave, e abbiamo visto, si è parlato di uno scenario da post-guerra, da post-bombardamento, quasi uno scenario da
terremotati, anzi senza il quasi. E poi ci sono quelle zone dove il Piave è sceso, quindi parliamo delle zone del Veneziano, Veneto Orientale, ma anche del Trevigiano, dove il Piave è sceso e in questo momento non fa più paura, ma ha lasciato dietro di sé degli strascichi pesantissimi. Vediamo Sandonà. A San Donà di Piave il fiume e la potenza dell'acqua hanno devastato un'intera via. Via Tirosegno è stata completamente devastata. Come vedete ci sono fango che ormai è diventata una vera e propria melma, non si riescono nemmeno a staccare i piedi, rimangono addirittura proprio incastrati, bloccati qui. Una bomba è arrivata da quella parte. Cosa ho visto? Ho dovuto andare via in spalle ai militari che io ringrazio, se no mi annegavo. E in casa? In casa vedrò lei cosa c'è. Deve star bene perché... che abbiamo un po' di luce. Signora, l'odore qui è davvero irrespirabile. Irrespirabile, per forza. Questo era il mio salotto, lì il mobile l'ho trovato rovesciato. Questa è la mia camera, delle cose sono venute, non so come sono arrivate, tutte, ecco qua, una bomba, non si apre più, venga, venga. Naturalmente la corrente, non c'è ancora nulla. Questo è il bagno che hanno scardinato, vedi? Guarda, distrutto, ha sollevato la porta che è pesante. Il fango è ovunque, i mobili sono impregnati, in casa della famiglia Bertocco resta ben poco da salvare. E anche se ora le abitazioni sono state evacuate, secondo i residenti c'è stata una cattiva gestione. 2 generazioni che la famiglia Bertocco è nel via Tirosegno, quindi il Piave lo conoscono molto bene, non lo solo sottovalutano, quindi lo sanno anche analizzare e vedere. Questa volta è mancata l'informazione dall'alto, perché forse a noi ci è sfuggito qualcosa, cioè l'entità dell'acqua che stava arrivando. L'acqua sarebbe entrata ugualmente, chi è dentro il via Tirosegno avrebbe avuto il tempo di preparare 2 o 3 borse e portare fuori alcuni effetti personali. E ritengo che il Tirosegno, come l'avete visto, sono passati 2 giorni dalla piena, vede qualcuno, vede protezione civile, qualcuno che sta aiutando. Qui il Tirosegno è stato abbandonato a se stesso, quindi questa è la situazione. Tutto quello che vediamo qui, il fatto che abbiamo iniziato ieri a svuotare perché abbiamo dovuto svuotare il frigo, e io sono il nipote della signora Bertocco Danila e sto aiutando a svuotare. Assieme ad amici abbiamo cercato di lavorare amici per darci una mano. La potenza dell'acqua, la stanza che adesso vedete, ha sollevato il letto, il comò e ha sollevato tutto all'interno. Questa casa va ripulita, sanificata, l'impianto elettrico è saltato completamente e quindi il danno è enorme. La casa fu completamente restaurata a suo tempo per permettere al marito della signora Bertocco, non vedente dall'età di 34 anni, di potersi muovere autonomamente. Mi è uscito di testa perché non capisce più niente e piange perché non ha più la sua casa, quello aveva, solo quello, me e questa casa. Ma i Bertocco non sono certo gli unici ad avere la casa devastata dall'acqua e dal fango. Tutto bagnato, il primo piano tutto distrutto, capito? Nessuno non è venuto, che è venuto il primo giorno un assessore, no? Chi è stato? E basta. Oggi è telefonato, nessuno non risponde niente, vedi? Solo viene sì da lunedì, ma lunedì non aspetta, mi ce l'ho 2 bimbi piccoli, hai capito? E non è vero che del 66 era uguale di questa, perché del 66 io ero qua, sulla casa vecchia, e non era un lavoro del genere. Tra i residenti della zona c'è amarezza, soprattutto verso un'amministrazione che viene definita assente. Per il sindaco che poi manco fa servire, conosciamo manco dire qualcosa, insomma. Signora Bertocco, lei si sente abbandonata dal sindaco? No, io veramente, guardi, non voglio più dire niente, qui ho perso la mia vita, basta. Vedremo allora come risponderà il sindaco di San Donà di Piave fra pochissimo nell'edizione della parte veneziana di questa edizione straordinaria. Nel frattempo non è finita perché c'è preallarme per pioggia fino a domani pomeriggio. Resta lo stato di preallarme di attenzione per la pioggia in Veneto fino al primo pomeriggio di domani, lo ha segnalato il centro funzionale decentrato della Regione Veneto sulla base degli ultimi avvisi meteo che prevedono ancora condizioni avverse. Allora, per capire cosa accadrà anche domani e nei prossimi giorni, sentiamo il nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli.
Prevediamo per domani inizialmente condizioni di nuvolosità molto accentuata con qualche pioggia residua, qualche pioggia sparsa. Nel corso della giornata avremo un miglioramento, quindi con una nuvolosità e senza precipitazioni. Per domenica ecco una giornata di pausa, quindi una nuvolosità, una velatura del cielo per gran parte, però un peggioramento già nella seconda parte e in serata non escluso qualche fenomeno di precipitazione. Poi ecco per lunedì purtroppo la situazione non cambia, avremo un nuovo peggioramento con piogge sparse, questo lunedì e martedì, bisognerà aspettare mercoledì ma soprattutto giovedì per miglioramento. Dunque purtroppo la situazione con una piccola pausa di domenica tornerà a peggiorare nella prossima settimana e quindi l'emergenza di questo Veneto in ginocchio continua. Noi ci separiamo qualche istante, vi lascio alle condizioni meteo delle prossime ore e poi ci rivediamo nuovamente in diretta. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di tempo molto instabili sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 3 novembre. Sul Veneto il tempo risulterà molto perturbato a causa di una perturbazione atlantica che influenzerà un po' tutta Italia. Ecco dunque che sulla nostra regione avremo piogge e temporali diffusi su tutte le province e localmente anche forti. Migliorerà in nottata. Temperature minime tra 13 e 16 gradi. Massime oscillanti invece tra 16 e 20 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, anche la nostra regione sarà alle prese con un nuovo fronte perturbato che porterà precipitazioni temporalesche a carattere sparso, tuttavia alternate a pause più asciutte e anche piuttosto soleggiate. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 14 e 16 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la nostra regione continuerà ad essere colpita da un'intensa ondata di maltempo, con piogge frequenti un po' su tutto il territorio, anche di moderata intensità. Entro la serata migliorerà ovunque. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime comprese invece tra 17 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!